Allora, adesso parliamo di un tema insieme all'avvocato Cristina Rossello, che è un'avvocata patrimonialista. Come avete visto, noi usiamo sempre tutto al femminile, tutti i titoli, di un tema che è centrale nelle aziende familiari, poi sarà ripreso da un panel successivo in un altro modo, ed è il diritto di famiglia. Perché abbiamo visto che le relazioni sono molto importanti, ma il diritto che regola le relazioni familiari ha un impatto molto diretto sulle imprese familiari. Perché? Eh, Perché? eh, Perché si parte dalla storia. Il patrimonialismo e il matrimonialismo erano due termini che si usavano fin dalla Roma antica e quindi ci siamo portati una forma culturale che ancora resta oggi e anche una sedimentazione del diritto molto importante sia a livello nazionale che internazionale, europeo, per cui se si fa un calcolo di quanto è usata la parola matrimonio, patrimonio, famiglia, nell'ambito del codice e nell'ambito di tutte le legislazioni secondarie e superiori, ci si rende conto che sono rapporti intrisi e forti. Facciamo un esempio. Se io mi sposo, cosa succede? Dipende se sei imprenditore, se sei professionista o come, perché Se non ci sono si può. imprenditore? Se sono imprenditore è un complicato, è una scelta complicata che deve essere trattata. Deve essere trattata anche con lo scopo, si è parlato di scopo, di contestualizzazione, si è parlato di temi per cui siamo pronti adesso a dire che la scelta di un imprenditore va commisurata anche con lo stile di una famiglia. Quindi una famiglia deve essere o di supporto o di crescita comune e si distingue nei rapporti patrimoniali e quindi anche negli eventuali conflitti quanto di storia ha quell'impresa familiare, perché se è un'impresa familiare che ha una lunga data, gli imprenditori e comunque i membri della famiglia sono anche educati a certi rapporti. Se invece una famiglia è un'impresa di nuova generazione, molto spesso l'educazione, fra virgolette, non c'è e quindi bisogna creare proprio, dei meccanismi per riuscire a gestire situazioni di eventuale conflittualità, perché non ci si può nascondere di fronte al fatto che la vita sia allungata, che ci sono molte anche più occasioni di vita e di confronto dell'individuo e delle scelte di conseguenza, quindi sia nel matrimonio che nella crescita dei figli e così via. Quindi se io mi sposo, di fatto nasce un nuovo, cioè c'è un nuovo erede, quindi questo è qualche cosa che poi va a Sì. impattare in caso poi di un conflitto. Se divorzio, allo stesso modo, è un qualche cosa che ha Un effetto, un effetto, no? un Spesso effetto. durante i divorzi, se la prima cosa che si chiede, quello che io vedo, si chiede di bloccare il pacchetto delle azioni. Ecco, questa è una scelta che dipende anche dalla filosofia dei professionisti che assistono l'imprenditore e la compagna, la moglie o comunque anche tutti i ceppi che ci sono familiari. È una scelta che poi però è molto sterile perché bisogna guardare sia al tenore di vita, e poi lo dice la Cassazione, ma anche alla famiglia e all'impresa e alla partecipazione che quelle persone, cioè il coniuge non imprenditore, o la coniuge non imprenditrice, insomma bisogna vedere un po' il rapporto com'è, è molto paritetico e adatto all'impresa. Quando si parla anche di scopo, bisogna capire lo scopo della famiglia e lo scopo dell'impresa e quindi anche il contributo che quella famiglia ha dato alla crescita della impresa familiare. Poi guardando anche l'impresa ereditata dall'impresa costruita. Ci sono tante tematiche e tante gradazioni che non devono poi far stupire con le decisioni che la giurisprudenza prende a riguardo. Perché a volte uno dice: "Ma come, in quel caso l'hanno trattato così, in quel caso l'hanno trattato cosà". Ma, il famoso tenore di vita esiste o non esiste? Perché ci sono state sentenze di vario genere e grado e, Ecco, io ho perso un po' il sì. filo. Allora, il tenore di vita è uno dei parametri, ma è molto attenuato. Intanto si parte da un concetto. Dal 2017 c'è stato uno spaccato della Cassazione che è stato anche molto importante e comunque copriva una lacuna, che prevede sì un tenore di vita, ma gradato. Addirittura nel 2017 c'è stata una sentenza molto tranchante, il caso Grilli, che ha detto che il tenore di vita non doveva necessariamente essere garantito al coniuge
non imprenditore, perché quel coniuge non aveva contribuito in alcuna forma alla crescita e alla grandezza dell'impresa. Ciò nonostante doveva essere assicurato al coniuge una determinata serie di sicurezze di vita che però non dovevano essere garantite dal concetto della sistemazione familiare. Ecco, diciamo che la grande rivoluzione che è stata fatta è stata quella di un concetto, di una trasformazione di idea borghese del matrimonio, no? Di una sistemazione sociale, e si è arrivata ad un concetto molto diverso. Poi dal 2017 in poi la Cassazione si è assestata, ha cambiato nel 2018, ma non ha cambiato, ha integrato alcuni aspetti, e dicendo che il tenore e l'assegno di sostegno, di mantenimento al coniuge sarebbe stato dovuto solo a determinate condizioni, e ha dettato quali. Poi ci sono state le sezioni unite che hanno fatto sistema e che quindi hanno dato anche una griglia di valutazione, per cui quando c'è un approccio, diciamo, al divorzio, assolutamente quella è dirimente come orientamento, perché anche se poi i tribunali di merito locali e territoriali subiscono tante influenze, si arriva poi a una definizione che è quella della Cassazione, che ha dato una griglia di valutazioni come l'età, quanto tempo si è stato insieme, come si è contribuito, con che modalità e così via. E quindi c'è una sorta di organizzazione per la divisione patrimoniale. Del resto questo è un'evoluzione, diciamo, della società, nel senso che a un certo punto si guarda anche l'impresa, il gruppo anche, perché non è che si parla solo magari di un'impresa, ma si parla di gruppi, di società multinazionali che sono state avviate e così via. E quindi si guarda un po' il sistema generale e non ci si può ridurre a valutare, quando si parla di imprese, un solo caso. Perché ricordiamoci che l'impresa familiare nasce dal 230 del Codice Civile, che è una realtà molto, molto locale, molto piccola. Poi il termine, nelle sue accezioni, ovviamente viene usato. Credo che ci debba essere un po' di gradazione al riguardo, perché si può parlare di grandi imprenditori, di grandi gruppi e di piccole imprese. Allora, adesso sembra appunto, stiamo vedendo perché il diritto di famiglia è importante, no? Perché effettivamente ha poi questo impatto molto, molto diretto. Per esempio, fino a quando non c'è stata la legge sui figli naturali che ha parificato i figli naturali, quindi nati fuori dal matrimonio, con i figli nati nel matrimonio, era possibile escludere un figlio dalla successione delle azioni, cosa che oggi non è più possibile. Esattamente, ma questa è stata anche una conquista, è stata una conquista lunga per chi ha lavorato come me in questa materia da oltre 30 anni, è stata anche un'evoluzione che è stata data dalla giurisprudenza. Ecco, qui i primi casi sono stati proprio quelli segnalati dalla giurisprudenza, poi alla Corte Costituzionale e poi l'intervento normativo di parificazione. Questo che cosa significa però? Porta il concetto del passaggio generazionale, no? Del passaggio di testimone e anche della consegna del bene impresa a chi ne è destinatario. Ecco, bisogna anche capire che queste regole non possono essere lasciate così ad uno schema di legge teorico, ma devono essere connotate proprio in termini pratici e ad esempio con le funzioni del testamento e o delle convenzioni che si possono dare. Con la riforma Cartabia in qualche modo c'è stata anche, diciamo, c'è una parte che riguarda anche il processo civile, che riguarda quindi il tema della separazione e dell'affidamento dei figli, perché sono stati unificati dei tribunali. Sì, sì, il discorso è che è cambiato il discorso del tribunale dei minori e quindi è stato riportato al tribunale ordinario, al tribunale delle famiglie, delle persone, delle famiglie, e questo potrebbe dare una prima soluzione. È un passo che è semplicemente stata la scelta condivisa, diciamo, da parte di tutto il Parlamento e del governo, che in un dialogo di esperti ha portato a una soluzione, una prima proposta di soluzione per accelerare i tempi, ma sicuramente il percorso è ancora lungo, perché ci vogliono tempi di maturazione e anche di, direi, alfabetizzazione dei giudici, perché noi professionisti, ovviamente la nostra materia, e quando si parla di impresa o di divisione penso che chi si occupa di materie della nostra tipologia sia ben preparato,
Ma il tema è che la giurisprudenza è rimasta molto indietro, tant'è vero che ha dovuto intervenire la Cassazione più volte. C'è sempre in tema di diritto, adesso stiamo dando purtroppo molti, diciamo, input più che fare una lezione di diritto di famiglia, ma per far capire come si debba stare attenti anche a questi aspetti. In particolare quando ci sono i conflitti, esiste addirittura un turismo, diciamo, del divorzio, si va a cercare la giurisprudenza che più aiuta a seconda del tipo di aiuto che si vuole avere. Lì in qualche Esattamente. modo stanno intervenendo però anche Sì, gli stati, stanno giusto? intervenendo, però c'era il turismo, ad esempio, della Germania, no? Dei trasferimenti si credeva perché e poi si è scoperto per quale motivo, per chi non è addetto ai lavori. Ma direi che c'è un sistema europeo che sta trovando una uniformità e un'armonizzazione. Qualche anno fa c'era una commissione, di esperti che lavorava all'armonizzazione del diritto privato e questo dal mio punto di vista sarebbe molto importante se fosse poi ricostituita, perché il dialogo delle varie composizioni, e degli ordinamenti è fondamentale proprio per completare questo discorso europeo, altrimenti rimaniamo sempre fermi e arcaici, anche perché il nostro sistema è sempre molto più lento rispetto agli altri. C'è un tema che voglio toccare, anche se appunto ne avremo tanti altri, ed è quello del dopo di noi, perché le famiglie imprenditoriali, come tutte le famiglie, affrontano poi hanno temi appunto di disabilità all'interno della famiglia, ci sono temi di malattie degenerative, no? Insomma, sono delle tematiche che poi hanno avuto un impatto sull'impresa, sul passaggio generazionale o sul passaggio sulla sopravvivenza della stessa impresa. Io volevo capire il diritto sotto, come si tutela per esempio una famiglia dove esiste una persona con una disabilità. Esiste una norma, una Sì, legge? esiste una legge che prevede agevolazioni e considerazioni sia finanziarie che fiscali che soluzioni di struttura, tipo l'affidamento di un certo fondo e di una certa famiglia e di un certo bene, alla persona portatrice di disabilità. Al di là di questo però ci sono molti strumenti e soprattutto per le imprese familiari e quindi per le famiglie che detengono imprese, c'è un sistema, che è stato molto accennato in questo convegno, che è quello del family office. Ecco, il family office è stata una risposta di educazione e di gestione dei rapporti patrimoniali e familiari, che in Italia ha avuto ancora poca applicazione. Però nella realtà pratica ce ne sono in Italia e si è visto che se approcciati con una modalità molto seria, molto professionale, diventano dei sistemi, delle stanze di compensazione di problematiche, dove molto spesso è previsto anche proprio un canale per i portatori di disabilità. Ma la disabilità deve essere declinata in tanti aspetti, sia attuale, cioè quando c'è un giovane che quindi ha un problema di nascita, che anche di incidentale, cioè un'occasione di incidente o di salute che ha portato a delle degenerazioni dell'impianto proprio strutturale della persona e poi anche il discorso dei genitori rispetto ai figli. Molto spesso succede che i figli muoiano e che quindi restano i genitori anziani e resta la nuova generazione. E molto spesso il genitore anziano, che è quello che magari ha fondato l'impresa, non ha le tutele. Questo soprattutto quando ci sono poi famiglie internazionali, quindi con un approccio diverso ecco, a riguardo, perché la società sta molto cambiando. Quindi queste legislazioni sono una prima risposta, ci sono, devono avere dei meccanismi di adeguamento e di integrazione. Una risposta era stata data da alcuni meccanismi come i trust, come dei fondi dedicati. Ecco, ci sono delle risposte delle scuole di pensiero più anglosassoni oppure più diciamo di altro orientamento che possono dare però delle risposte molto pragmatiche. Ringrazio Cristina Ostello, è proprio una cosa diciamo molto
molto veloce, ma perché ci tenevo a che ci fosse anche questo elemento che non va mai dimenticato. Grazie. Grazie mille.